E anche questa settimana ci occupiamo di argomenti ormai ricorrenti nella nostra trasmissione, super bonus 110%, che ormai è una di quelle misure che stanno raccogliendo grande attenzione da parte del telespettatore. Ne parliamo con Angelo Loggia, coordinatore del gruppo interprofessionale che raccoglie intorno a sé periti industriali, geometri e ingegneri. Ingegner Loggia, sta avendo successo il super bonus 110%? Sì, sta avendo successo e come ordini professionali stiamo cercando di fare una corretta informazione su questo perché è molto importante. Questa è un'opportunità che sembrerebbe solo per il cittadino, ma è un'opportunità per la collettività perché chiaramente efficientare vuol dire consumare di meno, vuol dire minori emissioni di CO2, vuol dire impianti nuovi, vuol dire edifici che vengono riqualificati. Quindi tutta una serie di opportunità che direttamente ricadono sul cittadino ma indirettamente vanno a beneficio di tutti. Detto questo, bisogna dare corretta informazione anche perché, come ho detto da poco in uno dei webinar che stiamo facendo insieme ai periti industriali e ai geometri, gli interventi non possono essere seriali, quindi interventi fotocopia come capita alle volte di vedere, ma devono essere degli interventi cuciti su misura per ogni realtà. Quindi ogni edificio ha la sua specificità, ha le sue problematiche, ha la sua tipologia impiantistica, quindi non esiste la soluzione, esiste una molteplicità di soluzioni e in funzione di quello il professionista abilitato e con esperienza sa quale soluzione va cucita. Insomma, è come farsi fare l'abito dal sarto e non andare a comprarlo dalla produzione in serie. E questo è importante perché eleva la qualità degli interventi che si fanno, ma allo stesso tempo dà anche la garanzia del risultato finale, perché ricordiamoci bene che alla fine di tutto questo processo c'è un'asseverazione di conformità al progetto, di conformità di raggiungimento dei requisiti richiesti dalla legge per l'erogazione del superbonus e di congruità delle spese. Se tutte queste cose non vanno al loro posto, l'intervento è realizzato, l'impresa lo ha effettuato, qualcuno glielo deve pagare e se viene negato il beneficio fiscale perché qualcuno di quegli aspetti che ho detto prima non va al suo posto, chi deve pagare di tasca è il cittadino, quindi si deve affidare fin dall'inizio a professionisti che sappiano come operare e che sappiano già prevedere quale sarà il risultato finale. Quindi ci sono tutta una serie di aspetti che devono essere rispettati, non sono complicatissimi, ma bisogna rispettare alcuni punti cruciali. Una domanda ricorrente riguarda gli edifici o i condomini che devono far fronte a degli abusi. Come devono regolarsi? Allora, in questo caso bisogna vedere di che tipologia sono gli abusi, quindi bisogna vedere intanto se gli abusi sono sanabili. Nel caso in cui siano sanabili, perché alle volte sono degli abusi di piccola entità e comunque facilmente sanabili, questo deve essere fatto preliminarmente all'avvio della pratica per il superbonus, perché questo è il requisito essenziale per poter avviare la pratica. Se questi abusi non vengono sanati prima, la pratica non può essere avviata, perché viene richiesto come prerequisito la conformità catastale e urbanistica. Ecco, ma la procedura, ingegnere, per superare gli abusi non fa parte del bilancio complessivo del superbonus? Colgo la domanda come una cosa molto importante da precisare. Allora, tutto quello che riguarda lo studio per l'efficientamento rientra nel superbonus. Gli interventi preliminari, quindi l'eventuale sanatoria delle difformità, invece non fa parte degli interventi incentivabili, quindi è la spesa minima che il cittadino dovrà sostenere nel caso in cui volesse accedere al superbonus. Mentre per quanto riguarda gli onorari dei tecnici che si occuperanno di tutta la pratica del superbonus, dell'efficientamento e dell'asseverazione finale, quella può essere inserita nel conto delle spese incentivabili. Per il vostro gruppo di lavoro, quindi che vede insieme ingegneri, periti industriali e geometri, è una grande opportunità di lavoro, così come per tutto il mondo delle costruzioni in Sardegna.
Sicuramente lo è, e lo è per varie ragioni. Intanto perché queste misure che dicevo prima servono per efficientare e migliorare la qualità degli impianti e degli edifici e indirettamente ridurre anche l'inquinamento, sono sicuramente interessanti e appetibili, ma sono in certa misura costose. Nel momento in cui il cittadino ha degli strumenti che gli consentono di fare questi lavori per efficientare il suo sistema edificio impianto, a quel punto possiamo avere degli interventi di qualità, perché a quel punto non devo rincorrere il prezzo più basso, devo stare dentro i massimali previsti dal superbonus, che comunque sono abbastanza abbondanti per alcuni interventi, e quindi allo stesso tempo riesco a fare un intervento di qualità e una progettazione di qualità. Colgo l'opportunità della sua presenza per affrontare anche con lei il discorso piano casa, che è stato protagonista di tante puntate e che alla fine di questo mese sarà alla valutazione dell'Assemblea del Consiglio regionale. Nel fine settimana c'è stato un nuovo intervento dell'Ordine degli Architetti, che ha portato a conoscenza e all'attenzione del Consiglio 5 punti che non vanno bene nel disegno di legge previsto dall'assessore all'urbanistica. Qual è il vostro pensiero sul piano casa? Il nostro pensiero come ingegneri, geometri e periti industriali, già da un mese a dire la verità, è quello che ovviamente siamo favorevoli all'iniziativa in sé, e allo stesso tempo sentiamo sempre più il bisogno di una legge strutturale, perché il piano casa è una legge che nasce per governare una situazione straordinaria, mentre abbiamo bisogno di una legge strutturale e soprattutto, mi esprimo dal punto nuovo piano urbanistico, di una legge urbanistica, e mi esprimo dal punto di vista meramente tecnico, perché questo è il nostro compito come ordini professionali. Ci sono degli aspetti che in qualche maniera ci destano un po' di preoccupazione, perché rischierebbero di non essere controllati se non inseriti all'interno di una legge di governo del territorio, quindi di una legge urbanistica. E questi aspetti li riepilogo per punti molto rapidamente. Innanzitutto ci sono gli aspetti relativi all'agro, per cui la riduzione ad 1 ettaro del lotto minimo e l'eliminazione del requisito di agricoltore professionale, se non si tiene conto della specificità del territorio in cui questo intervento avviene, rischia di creare delle sperequazioni. Quindi questo è un aspetto che può essere contemplato, ma dovrebbe essere contemplato in una legge di pianificazione dal respiro più ampio. L'aspetto relativo alla possibilità di cedere il credito volumetrico, qua si pone un problema di creare un database delle cessioni. I comuni dovrebbero mettere su un database delle cessioni per vedere quali e quanti di questi volumi sono stati ceduti e a chi, e diventa una situazione ugualmente di difficile controllo, se non diventa un qualcosa di strutturale e organizzato, ma organizzato in maniera veramente scientifica. Poi l'introduzione dei bonus volumetrici in zona F, anche questa fuori da una norma urbanistica, rischia di dar luogo a degli interventi non del tutto controllabili, quindi anche questo aspetto lo riteniamo un aspetto. Per essere più chiari col telespettatore, cos'è la zona F? La zona F è la zona turistica, la zona turistica dove ci sono insediamenti turistici, quindi questo fatto chiaramente non inserito in una pianificazione generale che tenga conto di tutto quello che c'è intorno, rischia di diventare un intervento puntuale che potrebbe non essere esattamente adeguato a quelle che sono le finalità che poi si vorrebbero raggiungere. E infine, l'effettuazione di interventi nei centri storici, riteniamo che sia importante che nei centri storici questi interventi possano avvenire, ma nell'ambito di un piano particolareggiato del centro storico, in modo tale che siano inseriti in una pianificazione per non dar luogo a delle situazioni di disomogeneità e di in qualche maniera di non rispetto di quello che è l'edificato storico e la connotazione di quel particolare centro.
Ultima cosa che ci piacerebbe, questo lo diciamo, ai fini del recupero del costruito, questo è molto importante, è che l'istituto della doppia conformità, quindi la possibilità di verificare la conformità ante e post, sia estesa anche alle leggi speciali. Attualmente non è estesa alle leggi speciali e il piano casa è una legge speciale.